Ewayu! Ciao, benvenuti e bentornati sul canale Smerallan, siamo qui oggi con un nuovo video e oggi ragazzi come vedete sono con i Pirla, Svugnabri e Pier. Ciao ragazzi, finalmente sul tuo canale. Sì, non è la prima volta, l'abbiamo già Vero. fatto un video, però quello era calcistico, questo qui invece è il cosa ne pensi di un format che sta piacendo perché comunque in Italia soprattutto piacciono gli inciuci. Ah, lo so bene. E quindi volevo far inciuciare tutti gli altri, insomma. Guarda, anche... in questi anni abbiamo avuto modo di conoscere veramente tutti, quindi ti so dire qualcosa di tutti quanti, guarda. Esatto, allora come sapete il cosa ne pensi di si divide in due fasi. La prima fase è una fase random, quindi andrò randomicamente tra i tuoi seguiti di Instagram e vedo insomma ad occhi chiusi dove mi capita il dito e mi dovete dire sinceramente di quelle persone cosa ne pensate. Va bene. Poi dopo mi sono preparato io una mia lista di nomi un po' più bollente, diciamo. Ok. Quindi ragazzi, se volete altri ospiti ovviamente lasciate un bel po' di mi piace qui sotto, commentate con un possibile altro ospite che volete e buona visione. Dammi il tuo telefono. Prego, allora ti do l'accesso al mio profilo Instagram, fai quello che vuoi. Andiamo subito tra i tuoi seguiti. Allora, primo nome, cosa ne pensi di il Gabbrone? Il Gabbrone. Allora, il Gabbrone è molto particolare, diciamo che io ho avuto modo di conoscerlo anche a livello personale e so che sicuramente è un personaggio molto difficile da gestire. O meglio, io ad esempio sono nell'agenzia in cui stava il Gabbrone è stato cacciato da questa agenzia, mi hanno raccontato tutto ciò che ha combinato. Sicuramente è uno un po' particolare che secondo me, diciamo, fa le cose senza pensare alle conseguenze. O meglio, è un po' troppo spericolato. Diciamo che in questo mondo dei creator per sopravvivere bisogna un po' stare anche contenuti. Lui è uno che se ne sbatte e fa quello che gli pare, ecco, però a livello umano, cioè, è un amico, a me non ha mai fatto niente di sbagliato, ecco, quindi... Pensi più o meno pure tu la stessa cosa? Sì, io lo conosco da quasi 8 anni sul web, a marzo 2016 che faceva i video. Faccio i complimenti perché comunque ci provava su YouTube, poi TikTok, poi Instagram e poi con Twitch è riuscito ad esprimersi al meglio, poi è stato bannato, quindi è stato alti e bassi, però a livello personale ci sta, è simpatico. Ok, passiamo al secondo. Cosa ne pensi di Harry dei Footwork? Allora, sicuramente una grande persona, ma tutti i Footwork, cioè noi abbiamo un rapporto proprio di fratellanza, cioè siamo amici, come se fossimo un unico gruppo. Li abbiamo conosciuti nel 2018 quando né noi né loro avevamo ancora 100.000 iscritti e su di lui non ho veramente nulla da dirti. C'è un ragazzo pulito, è diventato papà ed è un po' un mio modello da seguire, diciamo. Mi piacerebbe diventare come lui, diciamo, tra qualche anno. Pure tu? Sì, conoscendo dal 2018, con lui mi trovo bene anche calcisticamente, che abbiamo vinto il torneo degli Elites. E niente, sì, sono bravi ragazzi, ci sta. Ok. Allora, cosa ne pensate di Fuse Gamer? Fuse Gamer che non è presente, quindi non sentirà tutto ciò che staremo per dire. Sta facendo la doccia adesso. Ma allora, che dire di Fuse? Allora, diciamo che devo riconoscere che lui è stato anche una nostra fonte di ispirazione agli inizi, nel senso che quando abbiamo iniziato a fare YouTube, lui e non eravamo nessuno, lui era già affermato, era già qualcuno. E quindi diciamo che il mio primo rapporto con Fuse è un po' come quello dell'allievo con il maestro. Poi abbiamo avuto il piacere di conoscerlo e c'è un rapporto di amicizia, ma anche cioè nel senso ci facciamo favori a vicenda, che io aiuto lui aiuta me. Ecco. Perché c'è stima. Sì, c'è grande stima, non abbiamo mai avuto discussioni. Anzi, è grazie a lui che abbiamo conosciuto questa realtà che è Real Casarea, il luogo in cui ci troviamo e grazie a questa cosa sono nati dei contatti incredibili, delle opportunità lavorative veramente incredibili. Per il resto veramente non so che cosa dirti perché non abbiamo mai avuto problemi. Vediamo cosa ci dice Gnabry invece. No, con lui mi trovo bene. Che forse ha avuto problemi col fratello di Fuse. Il fratello non è uscito lui, no, con Fuse mi trovo bene, stesso anno, quindi siamo fratelli napoletani, diciamo. La roba, un piccolo aneddoto, è stato bello quando l'abbiamo beccato a caso in centro a Bologna nel 2019 che era in gita con la scuola così. Lui ovviamente aveva già quasi 500.000 iscritti e tutto, noi sui 200.000 e quella scena mi è rimasta impressa perché era come vedere, sai, uno youtuber affermato, di incontrarlo per caso mentre noi stavamo registrando, è stato bello. Ok, allora andiamo al quarto nome se non mi sbaglio. Sì. Cosa ne pensi di Ragnar? Mamma mia, Ragnar è un personaggio veramente incredibile, è uno di quelli che fosse vissuto nella mia città l'avrei individuato subito, l'avrei reso veramente un personaggio del mio canale, cioè una persona che mi piace tantissimo, onesto e soprattutto dovunque va, dovunque lo metti, in qualsiasi evento porta
un content incredibile, cioè Ragnar è uno showman, poi amato, odiato, nel senso purtroppo non piace a tutti, però ti dico, mi piace tantissimo come content creator e come persona veramente impeccabile, nulla da dire. Ok. Sì, è la classica persona che se ce l'hai in squadra con te l'ami, se ce l'hai contro un po'... È vero, è vero. No, però ci sta, sa far bene content in questo mondo da un anno e poco più. Sì, con noi è un bel rapporto, sinceramente è un personaggio così da individuare. Vorrei conoscerlo di più nel personale per capire se è così anche nella realtà sempre o no, però ci sta. Cioè se urla pure nella realtà. Esatto. Allora, andiamo avanti. Cosa ne pensi di Prossimo. Arbitrino? Ah, bello questo. Arbitrino, allora, tanto vi devo fare una rivelazione, io lo chiamavo i palloni d'oro e ho smesso di chiamarlo come arbitro al pallone d'oro, non perché abbia avuto problemi con lui a livello personale, ma perché oggettivamente faceva degli errori che io poi riguardandoli mi mettevo le mani tra i capelli, perché dal vivo non mi rendevo conto, ok? Ma poi riguardando le riprese vedevo delle cose che erano proprio palesi, ma delle spinte, delle cose che erano dei fallacci, lui non le fischiava e secondo me ha contribuito, diciamo, nella vittoria magari di alcuni personaggi rispetto che altri, specialmente nel pallone d'oro delle ragazze. E quindi io per questa ragione, per il momento, avevo smesso di chiamarlo, cioè secondo me una grande persona, un grande amico. A livello tecnico, secondo me, come arbitro potrebbe migliorare, non fa schifo magari come tutti dicono, non è così male, così terribile, però tante volte... non lo so, fa degli errori che non ti spieghi perché li fa, ecco. Cioè, tu sei d'accordo anche sulla scelta di Fede di non chiamarlo più alla YouTuber League? Sì, secondo me era il momento di cambiare, o meglio, visto che lui era sempre criticato, cioè alla fine è arrivato un momento in cui Arbitrino, qualsiasi cosa facesse, era sempre criticato, anche se faceva la partita della vita e Arbitrino ha sbagliato. Quindi secondo me, a prescindere, ha fatto bene, a prescindere da quello che è successo, perché è ora di cambiare e far vedere altri arbitri, cioè è da qui che secondo me si capisce se era Arbitrino il problema o se è la competizione, cioè, quindi secondo me ha fatto benissimo, ecco. Se gli stessi problemi accadono anche con altri arbitri, capisci che allora forse il problema non era Arbitrino. Forse il problema è che c'era troppa confidenza con lui, cioè lo conosciamo forse un po' troppo rispetto a quelli che stanno vedendo ora. Comunque devo dire una persona sempre molto disponibile, cioè tu lo chiami, lui c'è, su questo, e non ha mai ricevuto un soldo da nessun evento, su questo è incommiabile. Io a livello personale nulla da dire, cioè è un bravo ragazzo, ci troviamo bene. A livello arbitrale sì, non mi sono mai trovato con lui, che forse fa un po' troppo il protagonista, si fa una scelta sbagliata e lo sa anche, però non te lo va a dire, e questo va spesso nelle partite, ti innervosisce, cioè sembra che lo faccia apposta, poi magari non è così, è il suo modo di arbitrare, però sì, non mi sono quasi mai trovato bene. Ok, allora facciamo l'ultimo nome random e poi passiamo alla mia lista. Cosa ne pensi di Zacchigno? Zacchigno, allora, prima di tutto molto umile, è un ragazzo che da poco sta entrando in questo mondo dei creator, ma in maniera veramente umile, coi piedi per terra, senza pretendere niente, cercando di cogliere qualsiasi opportunità che gli danno, cioè se devo fare un video e lo chiamo per domani, lui c'è. Quindi si sta comportando secondo me nella maniera giusta, alle volte secondo me è un po' troppo timido, ok? In questo mondo bisogna anche saper essere un po' più estroversi, se stessi, a volte anche usare un po' di più. Però è un ragazzo pulitissimo, soprattutto molto forte a calcio, però si fa male troppo facilmente. Tante volte aveva male alla schiena, alla gamba, insomma. Un po' di cristallo. Sì, è un po' troppo di cristallo secondo me. Ok. Come giocatore mi piace tantissimo il suo stile, sai giocare sulla sinistra in fascia e velocità, doppio passo, lo ammiro, cioè quando l'ho visto la prima volta ho detto questo è bello forte. A livello personale sì, è un ragazzo tranquillo, esatto, nel mondo dei social dovrebbe essere un pochino più personaggio content, poi ovvio non è facile, anche lui c'è da un bel po' di anni, però si sta inserendo adesso nel mondo YouTube, quindi gli auguro di migliorare in questa parte, capacità. Ok, allora come vi dicevo passiamo alla mia lista. Sono curioso di vedere chi è iscritto, sai. Ok, allora il primo nome che vi faccio è cosa ne pensate di Greenbaud? Allora, Greenbaud l'abbiamo visto poche volte, cioè abbiamo avuto poche occasioni, la prima è stata il pallone d'oro di Twitch. C'è da dire che Greenbaud, te lo racconterà meglio Gabri lo conosceva già dal 2016, una cosa del genere, ve lo racconterà lui. Io l'ho conosciuto quando abbiamo fatto il pallone d'oro di Twitch, è un ragazzo secondo me, cioè bravo, anche lui molto, cioè personalmente molto umile. Secondo me soffre un po' il lavoro che fa, nel senso che cioè lui fa le live, magari da fuori dici che bello, fai le live, guadagni un sacco di soldi, eccetera, però lo vedo nel profondo molto stressato, ok? Come se quello che fa gli pesa, cioè una volta quando faceva le live era molto più,
non so, dava l'apparenza di essere più sereno, ok? Adesso lo vedo più come se quello che fa è forzato, e lo capisco perché anch'io in certi attimi ho provato cose del genere, però nulla da dire, anche con lui non ho mai avuto problemi e spero di non averne mai, insomma. Ok, da quello che ho capito sei stato il talent scout di Greenbaud. Ah, perché penso fosse novembre 2014, forse 2015, ma penso 2014. Mi era uscito il suo primo video, che era uscito da una settimana, era tipo PES 2015 verso FIFA 2015. E da lì ho visto il suo canale, poi l'ho perso di vista nel 2016, che insomma ha fatto una sorta di mini boom. E anche nel 2017, comunque ci scrivevamo su Instagram, lui ci seguiva, noi avevamo 2000 iscritti e comunque diceva dai, prima o poi anche voi avrete il vostro boom, i vostri contenuti valgono e tutto. E poi nel 2017 abbiamo fatto questo boom, l'abbiamo incontrato, è stato un rapporto un po' particolare, poi io non so se si ricorda bene tutti questi dettagli come me, però sì, a livello personale dal vivo abbiamo visto poche volte sinceramente, però mi è piaciuto per come si è posto con noi. Va bene. Passiamo invece ad un gruppo adesso. Ok. Cosa ne pensate degli Elites? No, vabbè, anche loro sono dei fratelli, sono i primi YouTuber con cui abbiamo collaborato e che hanno creduto in noi anche quando magari eravamo molto piccoli. Mi ricordo la prima volta che ci siamo proposti di andare in Villa Elites a fare video, io quasi timidamente, dicevo, questi ci dicono di no, e invece ci hanno accolto e mi ricordo che per me è stata una sensazione bellissima e soprattutto ci hanno invitato al loro primo evento grosso, e quando ancora io non mi ritenevo degno di partecipare a questi eventi, quindi per questo ti dico, hanno creduto in noi fin da subito e a loro non direi mai di no, qualunque video avessero bisogno, qualsiasi progetto, evento, noi ci saremo sempre per loro. E nulla, c'è sempre stato un rapporto di collaborazione tra noi e gli Elites. C'era anche un momento in cui c'era tanta sfida, ok, dissing, chi è più forte, Pirla Svu, Elites, insomma. Secondo me peccano solo, nei social, che dovrebbero evolversi un po' di più, ogni tanto provare a usare dei contenuti diversi. Quello che dico a tutti i membri degli Elites è che secondo me si ostinano a pubblicare sempre le stesse cose per anni, e quindi anche questa secondo me è la ragione per la quale magari c'era molto più hype nella Villa Elites all'inizio. Secondo me dovrebbero ogni tanto provare a cambiare di più, perché purtroppo YouTube è questo, porti lo stesso contenuto per 2 anni e questo contenuto non te lo guarda più nessuno. Ok. È troppo routine, ok? Ok. Sì, con loro sempre trovati bene, ai loro eventi soprattutto, andavo sempre in finale, però sì, un bel gruppo, sinceramente anche a me sarebbe piaciuto avere una storia come la loro, magari 3-4 canali personali che creano un gruppo ci può stare, noi magari siamo all'opposto, da un gruppo poi ognuno magari si è aperto il suo canale, Sì. Però anche i viaggi all'inizio 2019 hanno fatto delle robe fighissime. Sì, poi siamo entrati in contatto sempre di più e abbiamo fatto dei gran contenuti, ci siamo trovati sempre bene anche in Villa Elites, quindi li ringrazio anche per questo. Ok, allora probabilmente questo sarà un nome molto esotico, Ok. che non conosco. Ok. L'ho cercato un po' in giro. Cosa ne pensate di Erasi? E Razzi prima di Erasi, tutto. non lo conosco. Ah, beh, lui, allora, noi all'inizio nel canale facevamo i video in 3, ok? C'era anche C'ero lui? io, c'era Gabri, Ok. c'era questa Razzi. Ok. E pochi sanno la vera storia, nel senso, cosa succede? La gente sa che nel 2020 ci siamo divisi, lui è sparito e poi abbiamo iniziato a fare i video solo noi due. La verità è che noi eravamo migliori amici, ci conoscevamo da 10 anni, dal 2010, da quando eravamo piccoli ci vedevamo tutti i giorni. E fare video era un po' la passione in comune, a me piaceva fare video, a Gabri piaceva, a Razzi piaceva fare video, insomma ho iniziato io aprendo il canale e poi si sono inseriti successivamente anche loro e quindi facevamo video ma per il gusto di farlo, ok? Poi come in tutte le storie di questo tipo succede che subentrano i soldi, diventa un lavoro e lì iniziano i primi problemi. Diciamo che è lì che abbiamo avuto problemi sostanzialmente, quello che gli imputo io è che lui non faceva niente, nel senso si sforzava magari pochissimo, però prendeva lo stesso che prendevo io, ok? Perché avevamo questo accordo della durata di 2 anni e nonostante lui spesso non c'era nei video, non facesse niente, lui non ci riconosceva la nostra parte, si teneva la sua perché c'era scritto su carta, insomma, secondo me la colpa che gli do è che lui ha messo i soldi prima dell'amicizia, dei rapporti umani, quindi ci siamo divisi, l'ho deciso io perché è il canale di mia proprietà, quindi sono io che l'ho cacciato, ma non l'avrei mai fatto se non mi fossi sentito costretto. Poi fortunatamente ci siamo ritrovati, adesso siamo amici di nuovo dopo 2 anni, non facciamo più video insieme, però è tornata un po' di quell'amicizia che c'era da piccoli. Ok, voglio partire da te invece stavolta. Cosa ne pensate di Blur? Blur,
Diciamo che dall'inizio, 2017-2018, mi era mai piaciuto come personaggio, sia a livello estetico, per i capelli e tutto, non mi ispirava a niente, poi anche il fatto King delle bestemmie, tutto mi è sempre stato un po' lì, sinceramente. Mi è mai piaciuto e quindi partendo da questo presupposto, cioè di base anche adesso un pochino per sta roba non è che lo snobbo, però non mi piace. Però adesso conoscendolo un pochino di più, a livello di content creator ovviamente cioè, fa coi numeri perché sa intrattenere tutto, cioè se li merita. Anche a me a volte, ok, anche a Gianbrai a me dà fastidio, però ci ho fatto l'abitudine. Cioè sì, la roba che un po' mi dà fastidio su di lui è che tutti lo trattano come un re, una cosa inarrivabile, cioè è troppo idolatrato secondo me. Ok. Allora, parto col dire che secondo me è il migliore intrattenitore d'Italia, a mani basse. Cioè, su questo nulla da dire, perché un conto è fare content su YouTube, nei video che puoi tagliare, il live io penso che sia molto più difficile. Quindi a maggior ragione migliore intrattenitore, secondo me, d'Italia ad oggi. Ma proprio per questo io ti dico, non aveva bisogno, secondo me, del King delle bestemmie o comunque di usare un linguaggio così rozzo per arrivare dove era arrivato. Cioè non ne aveva bisogno, ok? Perché purtroppo siamo in un mondo che se parli così funzioni anche di più, e quello che secondo me è brutto è perché lui è molto seguito, di conseguenza tanti lo imitano, ok? Quindi secondo me usa un linguaggio molto rozzo che poi che tanti prendono. Poi lui non è che è un educatore, non è che deve educare la gente, però viene guardato da molta gente. viene guardato da molti, secondo me tantissimi magari usano un certo modo di parlare perché l'hanno preso da lui, e tantissimi miei fan parlano magari in questo modo, che se parlavo io così i miei genitori mi tiravano 2 schiaffi, per dire. Quindi secondo me non ne aveva bisogno, ecco, anche diciamo non utilizzando certi intercalari, certo modo di parlare, lui sarebbe comunque arrivato dove è arrivato, perché comunque le qualità ce l'ha. Poi ti dico, cioè, so che reagisce magari a tanti video, anche che facciamo noi, voi, diciamo che lui tranquillamente, troppo tranquillamente secondo me a volte offende o comunque schernisce un personaggio all'interno del video e se ne frega se questa cosa possa fare male a questa persona. Cioè io so ad esempio di Pippo che ci è rimasto molto male perché Blur ha scherzato sulla sua calvizia come se avesse un tumore una volta, cioè capito? Pippo ci è rimasto male, gliel'ha fatto capire, gli ha inviato anche un messaggio che da quel che so Blur ha letto, ma comunque nella live successiva ha continuato, capito? Per dire, cioè lui umanamente secondo me gli fa comodo fare content su di noi, ma umanamente non gli frega niente se quello che ci dice ci fa stare male o no. Detto questo, dal vivo non ho mai avuto nessun problema, sono veramente orgoglioso di averlo chiamato al pallone d'oro di Twitch, che è venuto, e lo ringrazio veramente tanto per la disponibilità che ci ha dato. Però ecco, grande intrattenitore ma non un esempio da seguire. Ok. Cosa ne pensi di Sofia Balzani? Pure qua sinceramente. Bella domanda, no, ti dico, cioè, a livello personale, cioè, mi sono sempre trovato bene. Diciamo che si è creata un po' sta situazione nel web e tutto, c'erano scippati, a me questa situazione sinceramente faceva comodo. Comunque a me essere accostato a ragazze che hanno anche una bella immagine, cioè a me piace, non so come dire, a livello immagine mi piace. Però sì, cioè, alcune volte a livello personale mi ha fatto dei dispetti che non mi aspettavo, forse sono stato troppo buono io a non farglieli pesare troppo. Perché No, a parte il tuo carattere probabilmente. sì, però forse devo essere anche un pochino più duro con lei a volte. Cioè diciamo che magari l'ho fatto troppi favori, ma io non l'ho fatto con lo scopo di ottenere qualcosa indietro, che non saprei, cioè, però penso che abbia qualcosa di speciale, non so cosa, però tipo sto braccialetto me l'ha regalato lei. Quindi ti piace? No, allora, come persona ho imparato a conoscerla in quest'anno, cioè c'è degli aspetti che non mi piacciono, però in generale ci sta. Poi Ok. se non la beccherò più, chi lo sa, vedremo. Ok. Vabbè, questa era una domanda solo per lui. Quindi Vabbè, immagino ci sta, pure a te. ci sta. Cioè, da colleghi penso che comunque vi trovate perché vedo che fate pure video insieme. Sì, no, certo. Niente, non saprei cosa dire. Un'altra cosa Vai. è che con lei cioè, non parliamo mai in modo diretto. Cioè abbiamo questo tabù fra di noi che vorrei sciogliere, perché non ha senso, però... Cioè, tipo è come se parlaste attraverso altre persone. Sì, a volte sì, di alcuni argomenti, cioè, siamo un po' bloccati, soprattutto lei. Sbloccatevi. Allora, forse qui cominciamo un attimo ad infocare la situazione. Cosa ne pensate di ZV Jackson?
Ok, su di lui ci sarebbe veramente tanto da dire. Allora, parto col fatto che io ho la profonda condizione di stargli fortemente antipatico, cioè ho questa condizione qui, non so se è un odio o gli sto antipatico. Tutto questo è partito da un torneo che abbiamo fatto di pugilato organizzato da Simo Workout su YouTube, che si chiamava Guanto d'Oro di YouTube Italia. Vengo sorteggiato con ZV Jackson, partiamo, cioè io ero lì per fare content, cioè non è che volevo tirare i pugni forte, mi tira un gancio destro ma di una potenza in faccia che io ho detto, secondo me lui in questo pugno ha sfogato tutta la rabbia che c'aveva contro di me. Non ne avete mai parlato di questa cosa poi? No, però ti dico, cioè, è successo che noi abbiamo fatto questo incontro, lui ha iniziato con un ritmo fortissimo, io dopo 10 secondi ho fermato tutto e l'ho mandato a fanculo, cioè proprio davanti a tutti. Questa scena è stata tagliata, pensa, cioè, per farti capire, cioè lui ha notato che me la son presa. E lui ha detto, no scusami, non pensavo di aver fatto forte, volevo fare show, volevo fare content, non lo so. E questa è, diciamo, da dove è partito. Poi un'altra cosa più recente, vi lancio una bomba, lui ha fatto questa 100 tiri con Milito e ci dovevamo essere anche noi come cabina di regia. Alla fine siamo stati mandati via, non potevamo più andarci. La mia idea che mi sono fatta è che lui quando l'ha scoperta non era d'accordo. Vuoi o non vuoi, per una ragione o per l'altra, non eravamo invitati più. Quindi non ho la certezza, però secondo me lui non ci voleva o comunque potrebbe aver spinto per non farci andare. Però vabbè, cioè... Magari ce lo dirà lui, io il cosa ne pensi di ancora lo devo fare con... Non ne abbiamo mai parlato onestamente, perché poi sai quando ci si incontra, ci si sorride, si saluta eccetera, Certo. con tutti quanti, poi magari quando sei a casa non lo sai uno cosa pensa di te, ecco. Certo. Però detto ciò, cioè, abbiamo collaborato poche volte, quelle poche volte ci siamo sempre trovati molto bene, mi piace il suo modo di lavorare, non si perde tempo, prima si fanno i video e poi si va a pranzo insieme, si parla, però è uno molto diretto, cioè questo è un lavoro e così deve essere trattato, insomma. Per il resto non lo so, insomma, ci sarebbe secondo me, cioè avrei tante cose da dire, però ti allungo il video troppo. Vediamo se le dice Gabri, non lo so, che più o meno è quella, no? Sì, con lui sento che c'è quest'aura che dal vivo, esatto, cioè, siamo tutti sorridenti, però secondo me sappiamo entrambi che un po' di dissidie ci sono all'interno. Cioè, succede anche con altre persone, però sì, sicuramente per tutti questi fattori, perché comunque lui è mio fratello, quindi ovviamente può anche condizionarmi, però sì, sicuramente è più una persona a cui abbiamo un rapporto lavorativo. Il rapporto personale, cioè direi quasi zero. Cioè, sì, se c'è da fare video insieme li facciamo, però sì, non ci andremo mai, non succederebbe mai che andiamo fuori a cena, ecco. Ok. Perché poi con tutte, sai, le voci che sono girate, cose così, anche con altre persone ha sempre avuto rapporti non bellissimi, anche questo si può condizionare, poi cioè, alla fine ognuno fa quello che vuole. Sì, non siamo obbligati a essere tutti amici, ecco. Sì. Certo. Altro big degli ultimi anni, Federico Marcuni, cosa ne pensate? Federico, grande persona, molto puro di cuore, molto onesto, cioè ti dice le cose come pensa. Io invidio tanto la sua capacità di linguaggio, cioè lui riesce a comunicare in una maniera eccellente. Tutto quello che pensa riesce a tramutartelo in parole, che è una cosa che io magari riesco a fare di meno e invidio questa sua abilità. Un grandissimo telecronista a cui io mi ispiro e ha creato secondo me un bel format, però si fa secondo me mettere troppo piede in testa dagli interpreti di questo format, dai personaggi del format, cioè dà troppa capacità decisionale. Io sono dell'idea che tu sei il conduttore, sei il proprietario del format, decidi tu e gli altri non ti devono rompere, capito? Secondo me dà troppa possibilità di scelta alle persone, di farsi la squadra, cioè se io gestissi la YouTuber League, deciderei io la squadra, al massimo chiederei dei consigli ma non permetterei a nessuno, diciamo, di decidere dei giocatori, ad esempio, perché questo ha creato confusione, polemiche. Dare questa libertà secondo me ha fatto sentire tutti un po' troppo potenti all'interno della YouTuber League e quindi è un attimo che saltino fuori polemiche, quindi secondo me questo, diciamo che ha perso un po' la padronanza, ok, del suo stesso format, ecco. Però non è una cosa che non si può tornare indietro, cioè è sempre rimediabile, ecco. Chiaro. Però cioè, la YouTuber League oggettivamente è un'idea veramente fantastica e onore a lui che è stato il primo ad averla. Ok, allora vi premetto che questo nome che vi faccio adesso mi è stato consigliato, anche questo non lo conosco. Cosa ne pensate di Delfina? Da chi ti è stato consigliato? Dove ve lo dico? Vuoi che parto io o Gabri? Vabbè, parti tu. Delfina l'ho scoperta io 4 anni fa più o meno. Ho visto sta ragazza che faceva questi video, ho detto ci può stare chiamare per video e tutto.
E diciamo che con lei abbiamo avuto un rapporto breve, nel senso abbiamo fatto 3-4 video massimo e niente, cioè siamo rimasti in buoni rapporti, però sì, l'abbiamo conosciuta poco in realtà, sinceramente non c'è molto a dire, più una conoscente che un'amica, diciamo. Ma è che più che altro noi ci siamo sentiti, o almeno io, tradito tanto, perché diciamo che è nato che abbiamo fatto 2 o 3 video con lei. Questo video è stato criticato dal Cerbero Podcast nel 2020 e anche lei è stata molto criticata. Noi facciamo questo video in risposta al Cerbero Podcast in cui la difendiamo e lei dopo una settimana si mette con loro, cioè è una roba veramente... Cioè, io ho capito che secondo me era una scalatrice sociale e io con le scalatrici sociali me ne libero veramente in fretta, quindi... Ok. Quindi insomma, vabbè, però niente da dire, se la vedo la saluto, l'abbraccio, stringo la mano, però nella mia testa ho deciso che non ci avrei mai fatto video insieme, ecco, mai più. Ok, anche qui sinceramente cosa ne pensate della famiglia Scialeboom? La famiglia E Scialeboom. intendo anche il papà, Vai, Gnabry. Finché non assaggiamo un piatto non possiamo esprimerci, però... Però fidatevi, sono buoni. No, beh, ci conosciamo da 3-4 anni, penso. E no, vabbè, sicuramente ci troviamo bene, abbiamo più rapporto con Fuse Gamer e gli altri, però anche con Enzo sempre stati tranquilli, non ho mai avuto discussioni in campo, anzi, una roba che mi dà fastidio, quando gioca a calcio gioca duro, se non stai attento ti falcia, che io sono uno che se a calcio, sono anch'io che resisto poco, però se mi dai un calcione, ma anche per sbaglio tutto, lì mi innervosisco e non ci vedo più, però ci sta, fa parte del gioco. Con Chef Franco, esatto, quando assaggeremo il piatto potrò dire. Perché, collaborazione? Chi lo sa, visto che hanno un nuovo studio e tutto, aspetto l'invito, un bel, come si chiamano, i panuozzi, tutte queste robe. No, ma fa un bel piatto di pasta e patata capro. Esatto, allora se vengo a Napoli-Bologna, 12 maggio, voglio un invito. Se a ci pranzo invitano, insieme. bisogna vedere, qui l'ospitalità napoletana, vediamo. Vediamo. Ok. Allora, questo nome mi permetto di farlo perché so che ne avete parlato dopo un certo accaduto. Sì. Cosa ne pensate dei Borderline, sia come persone, e poi se volete aggiungere qualche altra cosa a quello che avete già precedentemente detto? Mamma mia, hai toccato un tasto veramente, veramente importante, potrei commuovermi nel parlare di loro, nel senso che mi dispiace tantissimo per la disgrazia che è successa, loro sono dei ragazzi, considera che io li ho scoperti quando avevano 20.000 iscritti. E secondo me avevano del potenziale, sì, i video facevano 10.000 visual, capito? Secondo me avevano del potenziale, io cosa faccio? Li invito in estate a collaborare, dicevo facciamo dei video insieme, perché secondo me erano dei ragazzi positivi, un giorno ce l'avrebbero fatta. Quei video che abbiamo fatto sono andati tantissimo, nel senso nonostante loro fossero ancora molto piccoli, e lì è stata un po' la mia vittoria. Poi nel tempo hanno iniziato ad andare tantissimo, perché secondo me tanto imitando MrBeast, si sono messi a imitare MrBeast che è il numero 1 su YouTube, sì. E secondo me ha fatto una bella giocata. Purtroppo poi è successa questa disgrazia che tutti conosciamo che li ha fermati, secondo me ora sarebbero veramente molto in alto, perché loro avevano 9 dipendenti, non so se noi ci rendiamo conto, avevano SRL, 9 dipendenti, tutto questo dopo 1 anno e mezzo di YouTube, che abbiamo trovato il nostro primo videomaker dopo 6 anni di video, qualche mese fa, una mentalità lavorativa incredibile. Poi purtroppo viviamo in un mondo che, noi quando è successo quella cosa, io ho provato a fare una storia cercando di difenderli, però me ne sono dovuto pentire, perché dopo aver fatto questa storia dei brand ci hanno strappato gli accordi, abbiamo perso degli accordi commerciali, per 3-4 mesi non potevamo collaborare con nessuno, eravamo diventati uno di loro, come gli amici dell'assassino, mi dispiace di tutto il caso mediatico che si è creato dietro. Naturalmente c'è condoglianze alla famiglia che ha perso un bambino, è successa una roba che veramente ho pianto e l'ho vissuta quasi come fosse successa a me, perché erano veramente degli amici, ci sentivamo tutti i giorni e improvvisamente da un giorno, per un caso, per una cosa che è successa che sarà durata 1 secondo, 2 secondi, non l'ho mai più sentito. E io non so cosa abbia vissuto Matteo in questi mesi, spero solo che sia forte e che in un modo o nell'altro riesca a risorgere. È successa una cosa brutta, però tutti meritano una seconda possibilità, anche chi sbaglia. Sei della stessa opinione più o meno?
Sì, cioè comunque conoscendo all'inizio, concordo. Va bene. Allora io lo chiuderei qui perché comunque abbiamo fatto tanti nomi. Vi ringrazio innanzitutto per la disponibilità e per esservi prestati, insomma, a È questo stato un piacere, format. guarda, ho cercato di essere veramente il più onesto possibile su tutti quanti. Questo doveva essere l'intento del format. Noi ci vediamo ovviamente in un prossimo video. Lasciate un bel mi piace, un bel commento. Scrivetemi qui sotto, non lo so, un possibile altro ospite. E niente, ci vediamo a Bologna. Ci vediamo a Bologna. E you. Ciao.